Sì, c'era la guerra dove vivevo, per questo sono scappato. Non vogliamo morire. Ecco perché scappiamo. Festos viene dalla Nigeria, è fuggito qualche mese fa perché nella sua terra le devastazioni degli estremisti sono senza sosta, attacchi alla gente, ai villaggi, la situazione, dice, era insostenibile. La Nigeria è bella. È che abbiamo Boko Haram che continua a uccidere, a distruggere tutto, ovunque. È Boko Haram il nostro problema. Qui è un'altra vita, anzi forse per la prima volta è vita. I rifugiati, soprattutto africani e siriani ospitati in questa struttura, hanno anche la possibilità di fare qualche lezione di italiano. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Qui siamo liberi di uscire, vedere qua attorno, poi tornare. Questo è un vero campo profughi. Di Maru viene dalla Costa d'Avorio, è stato cacciato dalla nuova moglie del padre dopo la morte di sua mamma. È stato nel Mali, in Libia e lavorava, ma ha dovuto scappare via dalla guerriglia. In Libia sparano ovunque. Ho raggiunto il mare per salvarmi la vita e con l'aiuto di Dio sono arrivato in Italia. L'insicurezza dell'Africa oggi è aggravata anche dalle malattie. I nigeriani ne sono consapevoli. La Nigeria è in piena crisi. Adesso c'è questa cosa che uccide in tutto il paese, la chiamano Ebola. La Nigeria non è più sicura per giovani come noi. Ci meritiamo un futuro migliore. Anche per questo studiano italiano. Il loro sogno è rimanere qui ed integrarsi. La speranza, per fortuna, non ha confini. Ok, ciao Antenne 3. Grazie.